Vicepresidente Bolzonello, è stato presentato oggi da 2 giorni che si terrà a Trieste sul turismo, un evento preparatorio 5 e 6 settembre che raccoglie i fili autonomi delle forze del Friuli Venezia Giulia per pianificare la stagione del turismo che arriverà fino al 2025. Bisogna avere il coraggio di guardare avanti e di farlo soprattutto quando le cose vanno bene, dove si potrebbe anche decidere di sedersi sugli allori, aspettare che le cose continuino ad andare bene, convinti che basti il sole e poco altro. La verità è che bisogna guardare molto molto lontano. Abbiamo deciso al terzo anno del piano del turismo 14-18, al momento in cui siamo al top per quanto riguarda i risultati, di rilanciare, e con questi 2 giorni, questo forum del turismo, andremo ad individuare quale sarà il percorso per gli anni futuri, perlomeno fino al 2025, per questa nostra regione. Dopo questo appuntamento tornerete sul territorio per nuovi confronti? Sì, questo sarà un appuntamento molto importante, tecnico, coinvolti tutti gli operatori, tutte le associazioni, tutti coloro che si occupano di turismo. Lo faremo con l'accompagnamento dell'università, del sistema universitario regionale, dell'Università di Udine in particolare. Andremo a confrontarci anche con operatori esterni a questa regione, e poi alla fine il documento che uscirà, le proposte che usciranno, verranno portate nei vari territori regionali, proprio per declinare poi quelle che sono appunto le autonomie di questa regione, le letture autonome dei singoli territori, che diventano una lettura di sistema, diventano una lettura complessiva per la competitività del Friuli Venezia Giulia. Il profilo industriale, c'è un coinvolgimento preciso dei giovani in questo? Assolutamente, c'è un profilo industriale molto, molto forte su questa partita, nel senso che verranno coinvolte tutta la parte legata alle associazioni di categoria, ai singoli imprenditori eccetera, ma vogliamo una grossa connotazione giovanile, vogliamo che i giovani imprenditori, gli studenti, i fruitori di questo nostro splendido territorio siano fra i protagonisti assoluti di questi 2 giorni. E più e meno di questi 4, quasi 5 anni nel lavoro turistico che avete fatto? Il più è sicuramente quello legato al coinvolgimento complessivo delle persone, cioè nel senso che abbiamo messo a sistema quello che sono i rapporti fra operatori e regione, fra operatori e singoli istituti. Questo partenariato molto forte, convinto, è stata la parte più significativa, che è quella che si vede meno, ma è quella che poi produce i frutti. La parte ancora da migliorare è quella legata sicuramente a un grosso impegno di formazione. Bisogna continuare a fare una formazione molto forte, perché fare turismo oggi è molto diverso rispetto al passato, perché nascono le nuove tecnologie, nascono nuove esigenze, c'è la necessità quindi di una formazione continua e impegnativa, e su questo serve impegnarsi molto. E poi serve anche andare a dare una continuità annuale a tutta quella che è la stagione del turismo, cioè non si può vivere solo di stagionalità, ma deve esserci un continuo lavoro in modo da portare ospiti nel nostro territorio in tutti i periodi dell'anno.